God Save the Wine, il nostro appuntamento in cui inizia ufficialmente la stagione delle degustazioni d'autunno, prevede appunto che si parli di vendemmia. Francesco, quest'anno è un tema molto spinoso, ma la gente è genuinamente curioso di sapere com'è andata, come sta andando. Allora, la vendemmia l'abbiamo iniziata molto presto, quest'anno sappiamo benissimo che la vigna ha sofferto, piena sofferenza, addirittura si inizia dalla metà di aprile in cui ci sono state le prime gelate e quindi ci siamo, diciamo, leccati le ferite con il ghiaccio, con il ghiaccio appunto di aprile, per poi avere un'estate priva d'acqua, quindi piena siccità, carenza, la vigna ha sofferto fino ad arrivare all'alluvione degli ultimi giorni. E comunque niente acqua, non ci siamo fatti mancare niente. Per di più abbiamo avuto anche il problema che ne parliamo poco, ma degli animali, perché comunque la vigna è stata attaccata sia dai cinghiali che dai caprioli che hanno mangiato. Ovviamente le piccole aziende magari una recinzione riescono a farle, voi che alla fine dovete vendemmiare quello che producono così tanti produttori, non è facile che tutti abbiano. Difatti anche noi abbiamo alcuni produttori che sono attrezzati con recinzioni e sono riusciti bene o male a salvaguardare la produzione, altri che purtroppo, proprio per la vastità del territorio, chiaramente non ce l'hanno fatta. Quindi, ma abbiamo addirittura dei nostri conferitori che hanno il 40-50% di uve in meno. Quindi se si considera le uve in meno più le uve hanno reso anche meno, perché comunque il livello di liquido all'interno, l'acino comunque aveva meno liquido, quindi è stato un problema soprattutto, almeno per quanto riguarda noi, sulle prime vendemmie che abbiamo fatto, e quindi i bianchi, e che ce ne sono pochi, ma soprattutto sui francesi. Quindi Merlot, Cabernet. Vabbè, avremo molto presto. Ecco, Sangiovese è andato bene. Sangiovese, alla fine in questo momento il Sangiovese anzi rimontando. Bravo, rimontando a piena maturazione. Le acque, la pioggia che è venuta in questi ultimi giorni, se continua un po' questa tramontana che c'è, asciuga anche, non ci sono muffe, è perfetto. Oggi hanno fatto una vendemmia eccezionale, sono arrivate delle uve sane che ci prospetta una buona annata, secondo me. Quindi, che non ho visto le premesse, è veramente un grande risultato. Ecco, Francesco, invece per l'autunno, aspettando veramente quindi il risultato di questa vendemmia, che cosa ci beviamo? Ma allora, nell'attesa io credo che, vabbè, al di là noi siamo un'azienda di vini rossi, ma oggi abbiamo portato qui in degustazione il Vinsanto, che poco se ne parliamo, ma secondo me è uno di quei prodotti nobili, è uno di quei prodotti che ancora ci emozionano, no? Ci emozionano perché sì, eccolo, è uno di quei prodotti che si beve un po' durante tutto l'arco della giornata, no? Perché si beve come fine pasto, si beve fuori dai pasti, perché alle 5 di pomeriggio al posto del tè un Vinsanto si beve bene, ma addirittura si può bere anche come aperitivo, perché se lo abbatti un po' di temperatura e lo bevi con dei formaggi, sui crostini fegatini, su rostini di fegatino, che tra l'altro appunto si sposa molto bene, è uno di quei prodotti che secondo me fa parte della nostra cultura. Purtroppo anche qui c'è il problema, la siccità, quindi le uve più che passite, il bianco soprattutto. Difatti, no, già in una situazione in cui, soprattutto nel Chianti Classico, noi produciamo il Vinsanto del Chianti Classico, che col cambio del disciplinare dei vitigni chiaramente ha sofferto questa cosa, e quindi ce ne troviamo meno. Con questa siccità devo dire che secondo me verrà un'annata spettacolare. Già la pianta. Va bene Francesco, buon autunno e buon Grazie.